Zona rossa, la zona arancione e allora zona gialla, dipende dai flussi di dati che arrivano dalle regioni. Se tutti noi in Veneto abbiamo comportamenti virtuosi, il virus verrà bloccato, verrà fermato e quindi non c'è la necessità di passare ad altre zone. Dobbiamo evitare lockdown e per farlo a maggior ragione responsabilità da parte di tutti, perché dobbiamo dar luce in fondo al tunnel. Dobbiamo attraversare questo tunnel nel modo più veloce possibile e aprirci alla ripartenza, alla libertà. Nonostante le notizie sul vaccino anti-Covid siano incoraggianti, la prudenza rimane d'obbligo e soprattutto, mentre prosegue la ricerca scientifica, ognuno è chiamato a mantenere ogni comportamento indispensabile a piegare la curva dei contagi. Ma la partita del coronavirus si gioca anche in campo economico, tra cui quello che ha impegnato il governo nel decreto ristori e ristori bis delle tante attività colpite dalla crisi innescata dalla pandemia. Le ultime disposizioni in ordine alla necessità di chiudere alcune attività e soprattutto in alcune zone per l'emergenza sanitaria devono essere ristorate immediatamente e quindi sono tutti quei soggetti di ogni ordine e grado che non sono nella condizione di poter esercitare normalmente la loro attività economica. È la somma, ristori diciamo 1 con ristori bis, cumula quasi 9 miliardi di euro, quindi una cifra assolutamente notevolissima. Le liquidazioni sono a carico dell'Agenzia delle Entrate, in un'ottica di velocizzazione delle operazioni. Nonostante i contributi siano aumentati dal 100 al 400% rispetto a quanto erogato in primavera, infatti i tempi si prospettano più rapidi. Tutti i dati sono già stati caricati e quindi la stragrande maggioranza dei soggetti economici hanno già avuto, diciamo, l'introduzione di tutti i loro dati e quindi i bonifici possono essere veloci, praticamente immediati. Per coloro invece i cui bonifici non dovessero essere stati ancora caricati, è stato dato mandato di essere super veloci, in modo tale che non ci sia da attendere giorni o settimane, che naturalmente per i soggetti economici sono fondamentali.